insieme, via. Sì, devo dire che c'è una grande soddisfazione. Abbiamo un po' rammendato l'esistente creando i primi 2 centri di assistenza primaria della montagna, quello di Tarvisio e quello di Ovaro, per dare risposte a 2 vallate diverse. Importante perché? Perché la buona volontà dei nostri medici, degli assistenti, degli infermieri, degli operatori tutti era già andata nella direzione giusta. Adesso però occorre dare struttura a queste formazioni e ovviamente aumentarne i servizi. E devo dire che sia a Tarvisio che ad Ovaro abbiamo trovato un terreno fertile, assolutamente disponibile ad accettare questa sfida, consapevoli che in questi territori i centri di assistenza primaria sono particolarmente importanti perché danno quei servizi che altrimenti non ci sarebbero e che evidentemente significherebbe recarsi soltanto in ospedale o addirittura non avere assistenza alcuna. Sarà importante informare correttamente la popolazione tutta, qui abbiamo degli spazi molto ampi, ma è necessario raggiungere tutti per dare le informazioni su questi nuovi centri di assistenza primaria. 2 inaugurazioni in una zona difficile ma che aveva già lavorato molto per l'integrazione con il territorio e anche per una rete tra la medicina generale e i servizi. Beh, sicuramente c'era un terreno favorevole perché questi sono territori che esprimono forti bisogni e in qualche modo negli anni comunque si erano organizzati. Oggi mi pare che si sia proprio raccontato il cambiamento della riforma sanitaria, della sanità in questi territori, ma anche in generale. Guardare i bisogni della popolazioni soprattutto qui che hanno bisogno in posti che sono disagiati, hanno una bassa densità, hanno bisogno di avere punti di riferimento con una forte integrazione tra gli operatori, i medici, gli infermieri, i medici di continuità assistenziale, i servizi sociali. Diciamo che noi abbiamo costruito nella nostra riforma un modello che si adatta benissimo a queste situazioni, abbiamo dato tutta una serie di strumenti, però oggi abbiamo avuto un ritorno perché questi strumenti sono stati utilizzati bene dalle aziende, dai direttori aziendali, ma soprattutto dagli operatori, dai medici di famiglia, da tutti coloro che lavorano in questo settore, che hanno dato una grande risposta, hanno fatto un grande lavoro e noi siamo grati perché questo è il mondo di una sanità nuova, una sanità che sta cambiando, molto più vicina ai cittadini e ai veri bisogni dei cittadini.